Mentre in tutto il mondo si celebra in questi giorni il Gay Pride e in Italia si discute di omofobia. In questo contesto Papa Francesco scrive a un gesuita americano impegnato nell'accoglienza dei credenti omosessuali. Una missiva scritta a penna in spagnolo, datata 21 giugno, inviata da Papa Francesco al gesuita americano James Martin, che da anni lavora nell'accoglienza e nell'accompagnamento di fedeli gay, lesbiche e trans. Dio è vicino a tutti i suoi figli, scrive Bergoglio a padre Martin. Ti ringrazio per il tuo zelo pastorale. Il tuo lavoro cerca di imitare lo stile di Dio. Il pontefice usa proprio questa parola, uno stile che ha 3 tratti: vicinanza, compassione, tenerezza, conclude il pontefice. La lettera è stata pubblicata dallo stesso padre Martin su Twitter ed era stata scritta pochi giorni prima della nota inviata dal Vaticano all'ambasciatore italiano a proposito del disegno di legge Zan sull'omofobia. Ieri il messaggio del Papa in occasione dell'Angelus. Non giudicare la realtà personale e sociale degli altri. Lasciate vivere gli altri e cercate di avvicinarci con amore. Francesco Mincone, GR1.